Uno dei boss più conosciuti della criminalità italiana, Renato Vallanzasca, non può più rimanere in carcere. Condannato a 4 ergastoli, dopo 52 anni dietro le sbarre è stato autorizzato il suo trasferimento in una struttura di assistenza per pazienti fragili, come nel suo caso. Oggi, poco più che settantenne, è stato condannato per le sue gesta con la banda della Comasina che terrorizzava Milano negli anni 70 e 80 e dopo numerosi contatti e ricerche ad ospitare Vallanzasca sarà l'Opsa di Sarmeola di Rubano, alle porte di Padova, l'Opera Provvidenza Sant'Antonio, specializzata in casi come il suo. Sono serviti mesi di lavoro burocratico e di relazioni mediche, sotto la spinta dei suoi legali, per arrivare a questa decisione, presa dal Tribunale di Sorveglianza, composto da 2 giudici e 2 esperti. Già da alcuni mesi Vallanzasca godeva in realtà di un permesso settimanale per recarsi in una comunità, ma mancava la struttura che lo ospitasse in regime di detenzione domiciliare. Tuttavia, per il trasferimento vero e proprio dal carcere milanese di Bollate servirà ancora qualche settimana. Da quel momento sarà un ospite come tutti gli altri, dal passato ingombrante, ma soprattutto dal presente tipico di chi ha bisogno di aiuto, non ha alcun familiare all'esterno e nemmeno particolari possibilità economiche.